ma senti l'applauso del pubblico. Ma da casa, c'era un Oggi c'era una applauso. coda che da intorno a Sicilia arrivava quasi a Mister Bianco. A Mister per entrare Bianco qua. addirittura, ma non l'ho vista io. Scusa, me lo dimentico sempre. Mamma mia. Saluto la camera Non di ce la faccio, Desiree. ragazzi. Saluto la mia camera. Saluto la camera centrale. Ma non puoi fare, scusami. Diseccato. E saluto la centralina, a piccinita. E che c'è? Fatti dire che viene papà. Non lo so. Ma non puoi fare un saluto generale a tutte le camere? No, perché Falla a parte così, che dai. non sono militari, ma sono camere semplici, per cui in generali non ce n'è. Oggi faremo una puntata sensazionale. Dai, Cioè, come 18 tutte d'altronde. Bravo, ma questo è Dai. importante. Lo vedi questo pane? Pane, sì, Guarda. una scacciatella. Così cosa sta facendo? Si muove, che fa? Ed è un pane In movimento. in movimento. Se invece è così, Fermo. ma più fermo, Fermissimo. ancora più fermissimo. Fermissimissimo, Ok, che ne so. facciamo una cosa. La targa di Ravenna, la metti davanti alla frase che hai detto Ma tu? che c'entra la targa di Mettila. Ravenna? Dai, ma che Mettila! c'entra? Come? E mia madre quando mi parla di te, io sapevo non so poi tu! Così. Così? Così. Allora, vabbè, che stavamo dicendo? La targa di Fermo, Ravenna, mettici com'è? Ravenna. Raffermo. Raffermo! Oggi faremo la puntata sul pane raffermo. Cioè, vedi che giro. Per insegnarvi ad impararvi, che io vi imparo, che tu mi insegni, Sì? che non si butta niente. Non si butta niente, quindi Per col pane raffermo, il pane faremo duro. Pane 3 ricette. 3 ricette. Faremo la pizza di pane. Ah, addirittura la pizza. Faremo i canederli, per cui la pizza di pane diciamo che è nostra, italiana, ovunque. I canederli sono del nord Italia, Ok. Val d'Aosta, e poi faremo la ribollita toscana. La ribollita, tutto col ribollita pane, toscana è quindi. tutta una base di verdure che però poi ti faccio vedere perché si chiama ribollita e qual è l'ingrediente importante. ok. Allora, cominciamo. Cominciamo. Questo brodo di carne che abbiamo testé preparato prima. Precedentemente. Secondo te per fare il brodo di carne che ci abbiamo messo? Le verdure, la carota, la cipolla. Basta, va bene. La carne pure. Ah, ecco, ci è arrivato. Ma io certe volte c'ho questi E poi toni di scusami, intelligenza aspetta, che no, non fai li il brodo di immagini. carne, la carne e poi che fai? La carne poi te la conservi, te la fai insalata, la fai come vuoi. Puoi farlo anche solo con le ossa, Puoi farlo con gli scarti, il brodo lo E puoi in questo fare come caso è il vuoi. brodo di ossa. No, è brodo di carne perché c'è la carne. Carne di ossa. Costa di carne, per favore, va. Vabbè. Allora, iniziamo con la preparazione della ribollita. Per La cui ribollita, allora. prendiamo. Ti piace questo? Prendiamo questo. Accendiamo. Così. E andiamo a prendere le verdure. Dai, che verdura Per è? la ribollita le verdure sono buccia una patata, buccia la patata, buccia Sì. la patata, sbriga. C'è il buccia patata, la carota, Questa? buccia poi la carota, la cipolla. Aspetta, c'è questo, guarda. Questo sai che cos'è questo? Il fungo verdura. Ca- Che ne so, che cos'è? non lo so. Questo è il cavolo nero. Senti, Cavolo questa nero. cosa Comincia. non funziona. Poi dici che sono Aspetta. io. Sei tu, Guarda, non guarda. sono io, guarda, vedi che non funziona, si è come? rotto. Ah, ok, vabbè, si doveva girare, va bene. Aspetta che mi faccio Dai. questa. Va bene, faccio io, va bene, No, va no, mi bene. serve questa prima, dai. Ti serve la carota. Ma non ok. siamo così. No, io spero che il nostro pubblico, che lo sai che ci segue in maniera incredibile, proprio Sì. tanti. Lo so. Però tu sai com'è il discorso, veramente, gente che inizia e finisce la trasmissione con noi, ma parliamo di decine di migliaia di spettatori che noi ringraziamo. Cioè, dico, non esageriamo. Tanto. No, veramente decine di migliaia, non uno Decine di scherzo, è vero. E stavolta dico tutto. Allora, vedi tutto tagliato grossolanamente. Allora, che devo fare questa patata? Le prendo i cubetti? Grossolanamente, vedi questa zucchina che è rigorosamente sporca, la andiamo a tagliare, Allora, tutto rigorosamente così. così la vuoi, grossolana? Sì, è un poco più piccola. La cipolla, the onions, così, anch'essa grossolanamente. Come si chiama così. quello, il fungo verdura? Cavolo nero, Cavolo nero. La brocca dell'acqua. Metto dentro Usiamo la patata? questa. Posso? Sì, Sì. Ok.
Quindi hai messo senza neanche olio, così? No, per ora così. Ora, proprio dopo che l'hai detto, aggiungiamo dell'olio e un poco d'aglio. Allora, un po' di Abbiamo olio. la verza. Vuoi che metto? Sì, vai. Allora, quindi cos'è che stiamo preparando? La ribollita, La abbiamo ribollita detto. toscana, che ha una particolarità. Si chiama ribollita perché si fa il giorno prima, noi stiamo facendo vedere come si fa. Ok. Dopo si aggiunge il pane raffermo, si lascia riposare e l'indomani si ribollisce con il pane. Capito? Va bene, adesso ci spieghi. Allora, intanto stiamo Mettendo le verdure. mettendo delle verdure così tutte insieme, con un po' d'olio. Sì, così. Cavolo rosso, questo cos'è? Così lo mescoli un poco, Ci vuole... Prego, signora. Vai, mescola. Ok. E mettiamo questo cavolo nero qui. Così. Pure, mescoliamo. Tutto così, mescola. A questo punto aggiungiamo dell'acqua. Dai, vai. Metti Vado? l'acqua. Ok. E mandiamo in cottura. Sì. Appena avviene l'abbollimento, Sì? un altro poco d'acqua gliela mettiamo. Questi me li sposti che mi servono per dopo. Certo. Ecco qua. Perfetto. E facciamo cucinare. Mettiamo il che ci mettiamo Il coperchio, Brava, il il coperchio, l'ha capito? E che facciamo Una adesso? pizzicata di sale. Vai. Grazie. Metto? Vai. Un altro pochino glielo metterei. Ok. Così. Mettiamo un paio di cucchiai di pomodoro. Ok, quindi Se me lo dai subito il così, cucchiaio. in prima cottura. Sì, deve essere tutto questo tipo di cottura. Mia nonna e molti anziani dell'epoca che non ci sono più la chiamavano a tutto rincio. Ah, a tutto d'incia, vabbè, tutto insieme. Tutto insieme, bravo. Ok. Abbiamo messo un po' di questo e mettiamo anche un po' di questo che è già insaporito. Così. Questo cos'è? Pomodoro già Sempre condito? pomodoro un po' più cotto. Ok. Guarda qua. Ah, quello è pelato invece, ok. Sì, magari c'era la parrucca, noi non lo sappiamo, però è pelato. Però allora, te ne vai per favore. Allora, me ne sai vado. che dice? Dice, mi guarda, dice, ma che cretino, però Scemo, ride. è Allora vero. c'è un vecchio detto che dice, ecco, chi è più cretino, Carnevale o che ci va da presso? Carnevale è più che ci va da cretino. presso? No, Carnevale, che ci va da saresti tu, presso. quindi. Togliamo questi, cara. Va bene, buttiamoli, dai. Buttiamo, Allora, sì. Ok. Adesso che la ribollita sta andando avanti e non Sì. dimentichiamo a cottura quasi ultimata andremo ad aggiungere I fagioli. che noi abbiamo prebollito, prima ammollati e poi bolliti. ok. Adesso dobbiamo preparare Sì? l'impasto dei canederli. Dai, come si fa? Mi prendi quel pane? Questo? Questo, no, quello, Quello più duro, questo? Sì, quello qua. Andiamo a tagliare così. Così. Questo è proprio pane duro duro, eh? Sì, pane raffermo. E che fa? Lo buttiamo? No. Non lo buttiamo. Ecco qua. Quindi Mi fai un stai... recap di quello che abbiamo fatto lì? Stai levando la crosta intanto, giusto? No, se la sto mettendo. Scusa, a domanda e risponde. Stai levando la crosta? Ma no! quella, scusa, quella non ci serve? Ora Ci ti serve faccio quello? vedere, per ora ci serve questo. Allora, stiamo facendo la ribollita, giusto? No? Per Cosa? ora Quello quella cos'è? ribollita sta andando. La ribollita sta ora andando stiamo avanti, preparando adesso... i canederli. Ok, vediamo come si fanno. Tipica allora? ricetta di... I canederli abbiamo Val detto? d'Aosta. Val d'Aosta. Ecco qua. Questo lo mettiamo qua e andiamo a fare questo qui a pezzi. Ok. Facciamo vedere il procedimento. Riguardo gli ingredienti, poi lo facciamo vedere. E mettiamo questo pane qui, così. Guarda. Ok. 1 e 2. E questo è qua. Allora, quindi stiamo facendo 3 ricette col pane raffermo, giusto? Col pane Proprio a raffermo. testimonianza del fatto che non si Adesso butta niente, abbiamo prendiamo detto. dello speck. Questo è i Speck, canederli, sì. giusto? Ok. Speck. Prendiamo lo speck, come ti vedi?
lo specchio, come ti vedi? Perché lo specchio. Quanto è scemo. scemo, quanto gli rimetto. Mi devi aggiungere in Questa? questo pane parte dell'acqua. Parte dell'acqua. Sì. Ma qua, ma coprirla tutta? No. Così. Aspetto che si assorba? Che No, ora faccio? lascia un altro poco. Lascia, basta così. Ok, e mescolo. Rompi. No, però No. non mescolare. Rompi 2 uova dentro. Ah, pazzesco. Mi fai fare a me? Sì. Ti rendi conto? E se no, come collaboriamo? Allora. Rompo 2 uova qui dentro così? Sì, rompi 2 uova dentro. Un altro. E che faccio adesso? Così. Una buona manciata Di parmigiano. parmigiano. Buona, ottima. Così. Fermetto da porco. Mi triti un po' di prezzemolo e glielo metti. Ma pazzesco, guarda, Guarda mi stai cosa sto facendo proprio io invece. cucinare. Guarda cosa sto facendo io. Allora. Guarda. Un po' di prezzemolo. Non è una ricetta magra indubbiamente, però abbiamo messo del burro, sto prendendo delle foglioline di salvia e lo metto dentro così, grossolanamente. Ok. Perfetto, metti dentro Metto qui e lascia là. e lascio stare, non meschio? Sì, no, devi solo ammaccare un poco, guarda. Ammacca, Posso girare con la mano, no? Sì, in modo che assorba un pochino. Giro con la mano? Giro? Sì, vai, comincia a romperlo. Lo rompo. No, con le mani, pesta, cose. Ah, cos'è vuoi? Hai visto che ho fatto qui? Registro, l'hai inquadrato che sto facendo un soffritto di bacon e burro. Lo so, non è leggera ricetta, però immaginate col freddo che c'è là. Bacon e burro, certo, dai, ma poi faremo un giorno una puntata light. Ecco, dai. Vai, ma che brava questa femmina! Che brava! Ora, ferma, vediamo. Cerca di rompere i pezzi che ci sono di pane più sprocolassi. Sì. Lo sai che vuol dire sprocolassi? Sprocolassi, sì. Non hai studiato. Posso parlare con la tua camera un attimo? Ma no, devi rispettare la privacy, quella è la mia. Va. Se non fosse per me, che cosa sarebbe qua? Niente. Che hai detto? No, niente, ci ho parlato. E questo è pronto. A questo punto... A questo punto che si guarda fa? che si fa. Si fa così. Vuoi? Lui riposa, ecco, aspetta, ferma, poi lavarti Vai. le mani. Ok. Poi lavarti le mani. E io parlo col pubblico e facciamo questo lavoro. Questo intingolo che abbiamo intingolato di speck lo aggiungi e burro, là, lo aggiungiamo pazzesco. Quindi allora qui. E continuiamo a mescolare. abbiamo tagliato dei pezzettoni di pane raffermo, levando la crosta praticamente, giusto? Poi Sì. abbiamo aggiunto dell'acqua, Sì. abbiamo aggiunto 2 uova del parmigiano e del prezzemolo tritato. È chiaro che questo impasto, Sì. il sale me lo dai che ci siamo dimenticati un po' di Ok, sale. metti. È chiaro che questo impasto Sì. deve riposare, non possiamo Deve andare a riposare, lavorare. ok. E come per magia L'abbiamo io ti già faccio fatto. vedere una cosa, guarda. Quindi vi abbiamo fatto vedere un attimo Guarda. il procedimento, ma noi l'avevamo già preparato prima. Mi è piaciuta di più. E qui ci abbiamo l'impasto per i canederli. Ok, quindi Vedi? quanto ha riposato? Ma riposate in frigo? Allora, deve riposare veramente tanto, anche in se l'hai frigo fatto deve una notte. stare? Io preferisco di no. Ok, Se l'ambiente quindi no. è caldo, sì, meglio in frigo, se no no. E andiamo Ok. a preparare i canederli. Guarda, prendiamo questa dove li andremo a mettere. Ok, La farina, la prendi la farina? eccola. Prendiamo un piatto di questi a barchetta, mi dai un cucchiaio, me lo dai un cucchiaio, sbriga, un cucchiaio, sbriga, me lo dai un cucchiaio, È ce l'hai un qua, cucchiaio? è qua. Qua, bravo. Ecco qua. Allora, a questo punto facciamo? Ci ungiamo le mani con l'olio. Ok, Intanto qui tutto è in cottura, come vedi, guarda. Senti che profumo. la ribollita quindi Senti che profumo. sta bollendo. Esatto. Ci ungiamo le mani. Ok. Ecco. Leva quelle bucce di uovo, levale quelle. E facciamo delle palline di questa forma qua, circa 30 grammi cada uno. Vuoi che ti aiuti? Sì. E Allora, facciamo queste palline così. Quindi.
Vedi? Le passiamo nella farina e le mettiamo a deposito. Così, giusto? Sì. Così. Farina a deposito. Quindi sembra è la consistenza tipo di un purè, no? Più o meno sì, ma poi è buono da mangiare perché si fanno. Ora ti faccio vedere come li condisciamo. Però mentre noi facciamo i canelli, li troverete pronti, andiamo ai consigli per i consigli. Ah, è già ora, consigli per i consigli. Consigli per i consigli, vi vogliamo bene. Ma Consigli per i certo. consigli. E siamo tornati dai consigli per i consigli con i Li canelli abbiamo già fatti, pronti. sono pronti, sì. Questo Tipo sta- delle polpettine. Esatto. Non c'entra niente, però va bene. No, certo, dai, sì, sono delle polpettine. tipo delle polpettine. Sì, sono no? delle, diciamo, delle suole fregate, ma potremmo Non chiamarli detto, gnocchi di scusa. pane. Non ti piace i gnocchi della Gnocchi di polpetta? pane, Richiama la tu- carne, le verdure. Ma che ne so, Gnocchi va di pane. bene, Adesso polpettine. devo fare una cosa, ti faccio vedere. Per fare vedere il procedimento della ribollita, Ok, noi, mi piace poi questa pentola di sto colore che mi richiama molto molto carino, qualcosa sì. di, capito? Caldo, qualcosa di Prendiamo, caldo. mettiamo Allora, questo qui. questo è pronto, ancora no? No, non sarebbe pronta, ma noi abbiamo i tempi Va televisivi. bene, allora, sì. Voglio farvi vedere il procedimento. Quindi diciamo a metà cottura si trasferisce di pentola? Lo trasferisci. No, puoi anche non trasferirlo a seconda della quantità. Siccome è molta, sto cercando di fare un lavoro più Ok. funzionale. Ecco qua. Ecco qua, e ora ti faccio vedere cosa accade. Questa la mettiamo sul fuoco. Ok. Questo nel frattempo riprenderà il suo pollore. Ok? E guarda che cosa succede adesso. Prendiamo il pane al raffermo. Sì? Così com'è, A pezzettini lo andiamo così, a quindi, mettere tutta qui. la crosta, lo mettiamo lì. Tutto così, guarda. Abbondante così. E lo pressiamo un attimino. Ok. Lo facciamo bollire. Dopo che è bollito, lo si lascia riposare e si comincia l'indomani. Ok. Ma noi, come per magia, Ce l'abbiamo già fatto, e quindi... glielo facciamo vedere. Ok, dai, facciamolo Facciamolo vedere. Quindi vedere. allora si lascia così. Spiegami Così, un attimo. così, si fa basta, bollire per lascia. quanto tempo? Deve bollire, appena Deve bollisce che bollire. il pane già si prende di umido, lo Si possiamo. mette da parte, si mette in frigo, fuori dal No, frigo. no, fuori dal frigo. Ok, l'indomani si tira fuori. Certo, se c'è caldo nelle nostre terre lì lo mettono fuori perché Ma insomma, non penso che in c'è più estate. freddo. In estate, ma non è un piatto estivo Esatto, comunque non è un piatto questo. Va. estivo. Facciamo Va così. bene, guarda. facciamolo vedere, Subito, dai. subito, dai. Ecco qua, come per incantesimo, guarda cosa è Eccolo. successo. Però non è finita qui, perché adesso noi prendiamo il cucchiaio, questo qui grande, e facciamo questo lavoro, guarda. E lo mischiamo. E facciamo così. Quindi diventa un tutt'uno, una Sì, zuppa. così, aspetta, non finisce qua. Facciamo conto che è passato un giorno, Ok. c'è rimasto ancora un po' di brodo della ribollita di prima perché lo abbiamo conservato. Ok, E dove era guarda messa che cosa quindi. facciamo? Dove erano messe le verdure, quindi, Brava, giusto? lo aggiungiamo, così, così, così. Poi aggiungiamo un po' di pepe, the pepper. Where is the pepper? Is it there? Fantastic. Aggiungiamo un po' di pepe. E questo lo andiamo a fare ribollire. Ok. Qui così e va a ribollire. Nel frattempo, come vedi, il brodo è andato. E andiamo a mettere giù E aggiungiamo i canederli. questi. Quindi brodo di carne, canederli, abbiamo spiegato come l'abbiamo fatto, sono delle, com'è che dicevi, degli gnocchetti di pane? Gnocchetti di pane, possiamo possiamo giudicarli, chiamarli, capito? sì. Abbiamo fatto un impasto praticamente con la mollica del pane raffermo. Brava. Ora dobbiamo fare l'impasto per fare una pizza con il Una pane. pizza. Cioè, anziché impastare c'è rimasto del pane e ci facciamo la pizza. Dai, che facci dici? vedere come. Te lo faccio vedere. Quindi queste allora. vanno nel brodo di carne e Così. quanto cuociono secondo te? È una decina di minuti. Ah, 10 Una minuti. decina di minuti devono coquinare. Dammi il pane. Questo? Sì. Ok.
andiamo a togliere la crosta grossolanamente. Guarda, possiamo fare anche così perché ho deciso di passare tutto al frullatore. Ok. Guarda, così, così, così. Quindi lo Ti tagliamo ricordi così che un avevamo po' quelle croste? a cubetti. E che Queste? me le dai? Dai, le vuoi mettere insieme? Sì. Basta così, basta così. Basta? Basta così, basta così. Basta così, 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 così. Mi dai il bicchiere di quel frullatore, per favore? Cos'è questo? No. Il bicchiere, quello non ce la puoi mettere l'acqua lì dentro. Sembra un bicchiere questo, non è un bicchiere. Ma si chiama così, sai? È Mettiamo tutto una dentro, ciotola, così. non è un bicchiere. Guarda, così, così. E andiamo Ok. a fare questa operation, guarda. Mettiamo questo qua, ok. Prendiamo il motore, così, E frulliamo tutto. sempre grossolanamente. Ok. Dammi anche questo, dammi anche questo, dammi anche questo. Mettilo qua, mettilo qua, mettilo qua, brava. Sempre grossolanamente. Non trovo ecco, l'ho trovato. Quindi pane a tocchetti frullato. Sì, del pane frullato così. Ok, guarda, come vedi è frullato grossolanamente. Perché? Perché adesso noi lo andiamo a impastare. Voce del verbo impastare. Lo mettiamo qua, che è diventato tutto sprognato nice. Vieni qua. Mi dai dell'acqua? Acqua. Così. Sale. Sale. Qua. Sale. Dell'olio. Dell'olio. Bisturi. Ai, ai, ai. impastiamo. Quando vieni da mamma che ti vuole vedere? Ma chi è mamma? È tua suocera. Ma quando mai? E come quando mai? Dai. Ma quando mai? Ecco qua, senti che profumo che qua. E andiamo a impastare. Ora, sempre per i problemi televisivi che abbiamo fatto. L'abbiamo noi. già fatto. Brava! Ma tu spiegaci, quindi impastiamo Abbiamo così impastato con dell'acqua. fino a quando diventerà? Sale, pane, raffermo, così fino a quando diventa proprio un impasto che potrebbe anche sembrare un impasto di pizza. Un impasto di pizza, Solo dai, che non adesso lo è. lo vediamo. Così non abbiamo perso tempo a fare l'impasto della pizza, non deve levitare, non deve Quindi fare. vai e lo anche a facciamo. frullare, cioè a sminuzzare. spezzettare, sminuzzare i pezzetti più grossi. Noi ci siamo aiutati con il frullatore così non perdiamo il tempo. Nel frattempo i logorroi ci stanno cucinando, il ribollotone sta ribollendo, vedi? Ok. Ecco qua. Guarda questo impasto. Sentilo, vedi? Sembra un impasto di pane in pasta. Dai, allora vedi? fammi vedere come diventa. Però ti faccio vedere con il riposo come diventa. Guarda, per magia. Eccomi qua. Guarda che cosa è diventato. Adesso devo prendere la teglia dove fare questa pizza. Un Sì. attimo mi lavo le mani. Prendo una teglia per fare questa pizza di pane. Stava mangiando! Guarda, sta masticando! Un pezzetto di pane. Sì, un pezzetto di pane. Anche se era fermo è buono. Anche se raffermo è buono. Ecco Allora, qua. quindi questo è l'impasto che abbiamo fatto col pane e che abbiamo fatto Esatto. riposare, giusto? Ora prendiamo l'olio. Eccolo. Prendiamo l'olio e lo mettiamo così, guarda. Prendiamo il panels, questo lo togliamo, prendiamo il panels e spenoliamo in this way, Ok. ok? Poi tieni, prendiamo l'impasto e lo cominciamo a stendere, vedi? Semplice, semplice, semplice. Così e stendiamo. Stendiamo e diamo una forma, certo, perché non è che è un impasto vero e proprio. È Vabbè, un cerchiamo di pane. adattarlo un po'. Sì, lo adattiamo e noi lo adatteremo, guarda. Ecco Questa qua. è una genialata, l'hai inventata tu questa ricetta? No, questa No? ricetta Esiste del la pizza di pane pane, la voglia, a fermo? la voglia.
e di Ravenna. Fermo. Che buono. Cosa devo dire? Guarda, facciamo così, serve per questo, guarda. E andiamo a fare i bordi, vedi? Ah, compatti tutto, sì. La fai, Sì. diciamo, rotonda. Compatti, con Barcellona Pozzo di Cotto, tutto quanto. Non parlo più, basta. Dai, parla. Entro in silenzio stampa. No, senza di te non ce la farei, ti prego. Ti prego, guarda, veramente. Io ho un fioretto da fare, aiutare i disadattati, per cui Ma non chi me lo... è disadattata Come? io? No, dai, ma scherzi. Una meraviglia come te, che la gente mi incontra per strada e mi dice ma tu che sei così bello, come fai a stare con una di quelle? Ma stare cosa? Perché mia Stare madre parla cosa? assai, mia madre ha Vai. raccontato tutto, capito? Però è da comprendere. Che vedi? cosa devo dire? Allora, va bene, abbiamo Vedi fatto che sto facendo anche i bordi di questa pizza. una sorta vedi? di pizza con le mani, così. Esattamente, così, ecco qua. Ok. Ora cosa facciamo? Va Andiamo a condire condita, la no? pizza, mi lavo Va la mano condita. e mi sa che possiamo, sai, anche cominciare a uscire qualche piatto, lo sai? Impiattiamo. Sì. Allora, questa come la facciamo? Allora, Con questa margherita? facciamo, esatto, guarda che facciamo. Prendiamo del pelato, Del pelato, ce l'hai il cucchiaio? Sì. Sì. mettiamo il pelato, come fosse una vera Come pizza. fosse una margherita, ok. Ok, e andiamo a mettere. Questa devo dirti che è molto interessante questa ricetta, perché cioè, col pane praticamente che hai Esatto. del giorno prima puoi E non fare una buttiamo- merenda per e i non buttiamo bambini, niente. ecco. Lo vogliamo fare più carino? Cosa vuoi Gli mettere? mettiamo anche del pomodoro Delle fettine fresco, di guarda. pomodoro? Fresco, così. E tu vuoi là e tu vuoi là. Ok, Ok. questo lo mettiamo qua, guarda che facciamo. Così, è tanto bellina, no? Così. Questo qua. Ma non ci possiamo fare mancare la fettina che manca lì. Certo. E la mettiamo. E la mettiamo lì. Quest'altra la mettiamo qui e mi pare che sia una Mi cosa sembra carina. meraviglioso. Gli diamo un giro di olio, un E po' di mozzarella Regan, metti anche? Regan. Ecco qua. E la mettiamo in forno. La mozzarella la metteremo quando è quasi pronta. A metà cottura. Sì, Ma capito. il pane quanto ci sta per cuocere? Per È sempre diventare... una ventina di minuti. Perché deve diventare tipo croccante, Brava, diciamo, no? brava. E l'abbiamo messa in forno. Allora, Ok, eccoci qua. Visto un po' di pulito ce l'abbiamo, cominciate a preparare i canetelli. Li prepariamo in due modi. Due modi, in dai. two ways. Guarda, il primo. Guarda qua. Il primo facciamo la ricetta tradizionale dei canetelli in brodo. in brodo, quindi così, diciamo, semplice, con lo stesso brodino. Esattamente. E voilà. Ok. Questo è il primo piatto. Mi dai il fromage? Ma metti il formaggio pure? Certo. Mamma mia. Perfetto. E una puntina di olio. E un goccino d'olio. Però abbiamo un poco sporcato e andiamo a pulire questo. Ok. Ti dispiacerebbe metterlo al centro? Guarda, lo posizioniamo qui Vai. in maniera che il nostro pubblico si renda conto. Ecco che ci sta meglio. fumando. Mm. Mi dai un cucchiaio? Mi dai un cucchiaio? Un A cucchiaio? te? Grazie. Abbiamo messo del burro. I nostri canederli li prendiamo, guarda, in this way. Ah, questi li friggi? No? Prendi qualche fogliolina di salvia, Eccola. la metti dentro. Così. Vai, vai. Ancora? Qualcuna me la spezzi? Ecco. Aspetta. Ecco qua. E voilà. E t'aggio fatto i caneterli salvia e burro, o burro e salvia, che dirsene se ne voglia.
Quindi diciamo così, saltati in padella con la salvia. Sì, guarda che consistenza meravigliosa che hanno. E li andiamo a mettere così. Mi dai una Marisa, una Marisa, me la dai una Marisa, una Marisa, una Marisa, una Marisa, una Marisa. E voilà. Li hai mangiati mai i canederli? No, E allora oggi proprio... li mangerò tra poco. Oggi proprio... E questa, aspetta. Che manca? Le fromage, le fromage. Eccolo qua. Ecco, e questa è una seconda versione di Un po' di canederli pepe, un po' di pepe. che decisamente sono più così, più di sfiziosi, pepe. possiamo dirlo, più sfiziosi. Vai così. Metti là, metti là. Senti, ma la classica com'è? Questi qui bolliti? La classica è in brodo. Ok. E guarda mo che te faccio, tieni questo, buttali nella lavanderia. Lei... Questo? Sì. Vabbè, lo mettiamo qua. Poi abbiamo cosa? La ribollita. Ah, che meraviglia, guarda. E qui c'è la ribollita. Ah, aspetta. Cosa manca? Manca l'olio, Manca certo. quel tocco di olio che ce ne vuole in abbondantis. Quel tocco di olio. Ci manca quel tocco di pepe. Togliamo Ed ecco qua. questo per dare palcoscenico Alla ai pizza nostri piatti. anche. Manca la pizza. Ah, la pizza, e si bruciò, no? Manca la pizza, la no, prendo, dai, che già prendila. l'avevo impiattata pure, aspetta. Ah, che bella. Sembra Guarda che una bella. pizza proprio vera e propria. Signori, abbiamo fatto vedere Vedi quanti piatti col pane raffermo, pensate un po'. il pane di casa, raffermo. Non usate pane bianco no perché No, non ha perché è più consistenza, morbido, usiamo il giusto? pane di il semola, pane il pane di raffermo casa. semola. Allora, Abbiamo fatto io inizierei una varietà l'assaggio. assurda. Da cosa inizi? Dai canederli, burro e salvia. Sono d'accordo. Ti consiglio l'uso di un coltello e del cucchiaio. Cucchiaio, forchetta? Sì, no, Perché? cucchiaio. Cucchiaio? È un pasto da cucchiaio questo. Come lo fai? Tutto uno? Taglia, no, tutto taglia, uno. taglia, mettici un po' di consapura e dimmi che mangi. È semplice pane. Com'è? Com'è? Sei commosso? Perché? Che è successo? Che bello. Non riesco a fare la dieta. Ho capito. Che devo fare secondo te? Mangia. Cioè, non fa per me questa trasmissione. No. Si vede, si vede. E insieme io ti posso dare un consiglio, così. E così, guarda, così. Prendimi anche la salvia, prendimi anche la salvia, è importante, è importante. Tu non ti rendi conto, perché questo è solo pane. Esatto, solo pane. E uovo, c'è l'uovo pure. La salvia, prendi la salvia, l'hai lasciata qua, no. Ecco fatto. E questo è andato, se no lei continua. Poi ci diamo ai canederli in brodo. Mezzo tu e mezzo io lo mangiamo, dai. Dai. Dai, io questo lo voglio assaggiare. Ecco fatto. Com'è? Ve lo giuro, è veramente buono. Col brodino, Veramente così. buono, sì, 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 sì. Ti immagini l'inverno, il freddo. Perché in inverno tu lo sai che cosa accendo io? Guarda che cosa accendo. Cosa accendo? Camino. Camino, brava! Camino! È eccezionale, eccezionale. Quando si Devo dire una cosa. Amica, Manica. ma l'hai vista che fatta intelligente? Di quanto che mi frequenta? Allora, questa è quella in brodo. Ora ci andiamo È ad una cosa assaggiare assurda. la ribollita. Mi dai un Canederli. cucchiaio, mi dai un cucchiaio. Cioè, ma sai che non li conoscevo questi canederli? E così te li ho presentati. Pazzesco. Mi dai un cucchiaio, un cucchiaio. Quindi prendi il pane, lo metti con l'acqua, lo metti con l'uovo. Assaggia questo, assaggia lo metti questo. col Quello è parmigiano, basta, metti ancora. con la pancetta, metti Con la scusa, lei Passi, continua. fai. Assaggia quello che ce ne dobbiamo andare. Mamma mia. La natura qua c'è. Qua c'è la natura, ragazzi. Sei una zuppa pazzesca. La Buonissima. ribollita.
E ora passiamo alla pizza. Alla e lei pizza. va sui canederli ancora. Buoni ragazzi, fidatevi di me. Brucia, brucia! Aspetta, mi dai una forchetta? No, c'è, aspetta la palettina. Prendi un piatto, Desi. Eccolo. Desi, assaggia questo, non ci crederai, non ci crederai, Desi. Senta che questo è caldo. Allora, ci vuole una forchettina forchetta. questa, guarda. Allora, Ecco qua. Non ci crederai, non ci crederai. sa di pizza proprio? Non ci crederai, non ci crederai. Oh, ma pazzesco. Eh? Sa di pizza. Ed è solo. E ti ho fatto pure la crosticina, eh? Cioè, è fit questa pizza? Com'è? Fit? No? Che vuoi dire? Cioè, sai quelle cose così dietetiche, no? Ciao ragazzi, com'è la pizza? Com'è la pizza? Ti è piaciuta la pizza? È buona? È buona, Sì, vero? non è fit ma è buona. No, non è fit, È è larga. buona, occhio. Se era fit, così è larga. È buona. Ciao! Il pane raffermo, i canederli, 300 g di pane raffermo, 250 g di acqua, un uovo, 100 g di speck, 50 g di parmigiano, prezzemolo quanto basta, un profumo di cipolla, salvia quanto basta, un litro di brodo di carne. La ribollita, 300 g di verza, 300 g di verza rossa, un mazzo di cavolo nero, un mazzo di bieta, 400 g di fagioli cannellini, 2 patate medie, 3 cucchiai di pelati, una cipolla, una carota, una zucchina, un mazzetto di rosmarino, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta, 300 g di pane raffermo. Pizza di pane. Pane raffermo 300 g, 200 g di acqua, un quarto di cipolla, una mozzarella, 2 pomodori, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta.